bentrovati. Oggi preparo i spuzzonedos di Ovodda, gli uccellini di Ovodda. Uccellini sono praticamente dei dolcetti a forma di uccellini, a volte di fiorellini, insomma un po' a fantasia. Sono a base di nocciole e questa ricetta mi è stata passata da un'amica che mi segue sia qua sul canale che su Facebook e in qualche modo ci siamo messe d'accordo per riuscire a trovare questa ricetta. Lei ha trovato questa e me l'ha passata subito. Provo a riproporli con la speranza che sia la ricetta originale, perché non ne abbiamo certezza, quindi non abbiatemene se manca qualcosa o insomma se non è perfetta. Intanto gli ingredienti che mi occorrono per preparare questa versione, speriamo sia quella originale, sono 300 g di nocciole tostate, possibilmente sarde, 130 g di miele, possibilmente sardo, 130 di zucchero, arancia grattugiata essiccata e profumatissima e buonissima, e mezzo bicchierino di liquore anice. Iniziamo a sciogliere in una pentola antiaderente il miele, lo zucchero, la scorza d'arancia essiccata e il mezzo bicchierino di anice. Accendiamo a fuoco lento e lasciamo cuocere per circa 10 minuti. Mescoliamo bene così iniziano ad amalgamarsi. Dopo una decina di minuti questo è il risultato, praticamente schiuma, c'è un profumo buonissimo di arancia. Adesso vado a versare le nocciole, vado a mescolare bene il composto e lavoro e faccio cuocere ancora sempre a fuoco basso per altri 10 minuti circa, o comunque fino a quando il composto sarà compattato per bene, sarà malleabile. Dopo una decina di minuti ho spento il fornello. Adesso trasferisco questo impasto in una ciotola dove lo lascerò intiepidire prima di incominciare a dare le forme. E se non dovessimo riuscire a preparare tutti finché l'impasto è tiepido, andremo a preparare un pentolino con dell'acqua bollente e ci appoggeremo su a bagnomaria la ciotola con l'impasto in modo che rimanga sempre tiepido, perché così è più facile dare le forme, altrimenti sarebbe veramente impossibile. Inizio a dare forma ai spuzzonedos. Prendo una porzioni di impasto e inizio a creare l'uccellino.
ho dato forma ai puzzonedos e ho preparato anche qualche fiorellino. Ora l'unica cosa che rimane da fare è la decorazione finale. Preparo una ghiaccia reale per andare a decorare i spuzzonedos con 120 g di zucchero a velo, un albume a temperatura ambiente, possibilmente di uova freschissime, un cucchiaino di succo di limone. Intanto verso subito il cucchiaino di succo di limone nello zucchero, verso anche l'albume e vado a montare con le fruste elettriche. Ho montato la glassa per almeno 5 minuti per avere questa consistenza. Comincio a decorare i spuzzonedos con la ghiaccia reale che ho appena preparato e ho messo dentro una sacca da pasticceria con un beccuccio molto fine. Eccolo qua, un po' di perline colorate di zucchero e qualcuna argentata. Iniziamo subito, prendo un dolcino e inizio a fare le decorazioni. Ed eccoli, i puzzonedos appena pronti si sono appollaiati sui rami del nocciolo. Se volete aiutarmi a far crescere questo canale, mi raccomando, iscrivetevi, condividete con i vostri amici e mettete un pollice in su. Sotto in descrizione troverete tutti gli ingredienti per realizzare a casa questi splendidi dolcini alle nocciole, i spuzzonedos di Ovolda.